È un anno che lavoriamo a questa proposta che è nata proprio, se vogliamo, anche sulla spinta emotiva del femminicidio di Giulia Cecchettin. Il Consiglio regionale Veneto ha approvato all'unanimità la legge Camani per l'istituzione dell'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne. È una bella pagina secondo me del Consiglio, perché di fronte a un tema così delicato dove c'è una grande sensibilità abbiamo dimostrato che la politica in questi casi si toglie la giacca del partito e pensa a quello che è il bene comune. L'osservatorio sarà composto da 5 persone di comprovata esperienza nell'ambito delle politiche di genere e di contrasto alla violenza contro le donne, sarà nominato dal Consiglio regionale e avrà il compito di studiare e analizzare appunto il fenomeno della violenza contro le donne, di rafforzare la rete di protezione, di costruire dei dossier, degli approfondimenti e degli studi che ci aiutino a comprendere cosa accade. Abbiamo anche previsto l'istituzione di una presidenza onoraria di questo osservatorio e sempre all'unanimità abbiamo pensato a Gino Cecchettin